Convivenza pacifica, diritto, rapporti vissuti in armonia tra culture e religioni diverse. Un invito ad invocare la protezione di Maria che parte dal santuario di Monteberico in occasione dei 600 anni dall'apparizione della Madonna. Anniversario che cade in un periodo storico segnato da accesi conflitti internazionali in riferimento alle tensioni in Medio Oriente, per cui l'invito alla pace si fa urgente. Noi abbiamo delle comunità delle Suore Dorotee in Medio Oriente, ma ci sono anche altre comunità religiose. Hanno scelto di rimanere accanto alla gente e credo che anche questa scelta di vicinanza al popolo, alla gente, corrisponda proprio a un messaggio evangelico che è quello di un Dio che si fa vicino, si prende cura del suo popolo. Pace che arrivi attraverso il rinnovamento interiore, l'auspicio del priore di Monteberico. La pace si ottiene da un intimo rinnovato, trasformato, trasfigurato. Allora si può parlare di pace. Una devozione radicata che da 6 secoli accompagna Vicenza e che risuonerà anche attraverso la nota Fa della campana donata dalla Fondazione Mioni e benedetta dal Vescovo e che continuerà ad esercitare la funzione di richiamo al senso di comunità, facendo vibrare le coscienze dei pellegrini. Il suono della campana deve, come dire, emozionare, deve ridestare quei sentimenti, quelle emozioni che altrimenti resterebbero lì, sepolti dal proprio io che spesso è esorbitante.